Telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, questa sera parliamo del conflitto siriano, parliamo di profughi, parliamo di campi profughi, parliamo anche di migrazioni. È una serata nella quale cercheremo di capire cosa sta succedendo, chi combatte chi è contro chi, perché e perché si è arrivati a questa situazione. Lo facciamo con gli ospiti che ho in studio, ve li presento subito. Iniziando dalla mia sinistra, Aurora D'Agostino è un avvocato dell'Associazione Giuristi Democratici di Padova. Buonasera, grazie di essere qui, avvocato. Al suo fianco Shors Surme, che è un giornalista curdo. Buonasera Shors, grazie anche a te di essere qua. Al suo fianco Bruno Cesaro. Bruno Cesaro, Progetto Nazionale. Buonasera. 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 Il nostro editore Ermanno Casen. Buonasera. Buonasera. Buonasera editore. Al suo fianco Raffaella Nanalutti. Altro Veneto, ora possiamo, buonasera. E al suo fianco Filippo Lazzarin della Lega Nord. Allora, io prima ho presentato alcuni numeri, un bilancio parziale probabilmente di questi 4 anni di guerra, una guerra che ha avuto un'attenzione altalenante in questi 4 anni appunto di guerra civile, il regime di Assad, i ribelli, ma poi ci sono anche i curdi e ci sono anche nell'ultimo periodo gli islamisti dell'IS. Oggi la comunità internazionale si concentra e indica e punta il dito proprio contro gli islamisti, gli uomini dell'ISIS, come nemico da combattere, soprattutto in Siria, ma con una modalità diversa e con posizioni diverse. Gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, il Qatar, ovviamente la Russia in questi ultimi giorni e anche la Francia, tutti quanti con posizioni diverse e interessi diversi in quest'area. Cercheremo allora di capire poi chi combatte chi e perché lo combatte. Innanzitutto però vorrei parlare di quello che è il dramma che è balzato alla ribalta della cronaca in queste ultime settimane, ed è quello dei profughi siriani. Questa sera noi abbiamo in studio Aurora D'Agostino, che è appunto un avvocato dei giuristi democratici di Padova, che nel marzo scorso ha fatto come possiamo dire, un viaggio, un sopralluogo con una delegazione internazionale all'interno di Campi Profughi. D'Agostino, dove è stata? Allora, buonasera a tutti. Intanto sono stata in marzo, abbiamo organizzato questa delegazione proprio per visitare i campi profughi. Aveva una specifica missione, diciamo, certo, così, che era quella di andare a raccogliere testimonianze, soprattutto delle donne, sulle violenze che sono state commesse nei confronti delle donne da parte delle milizie di Daesh, dell'ISIS. Certo. E quindi avevamo questo tipo di input e questo tipo di attenzione. Abbiamo fatto il giro dei campi profughi del Kurdistan. Allora, il Kurdistan, come spero tutti sappiate, insomma, non è un paese diviso tra i diversi territori, certo, paesi nazionali, tra la Turchia, l'Iran, l'Iraq e la Siria. Noi abbiamo fatto il giro dei campi profughi che sono presenti in Turchia. Scusi, quelle immagini che stiamo vedendo sono fotografie che ha realizzato... Queste immagini sono un po' miste, diciamo così. Ci sono delle immagini che sono tratte da siti, eccetera, perché queste foto erano foto che avevo preparato per andare a spiegare le cose in una scuola, quindi certo, ovviamente c'era bisogno anche ai ragazzini di mostrare un po' la vicenda. Sono tutte foto che, la maggior parte delle foto, ecco, queste sono foto nostre, che sono state realizzate durante questo viaggio. È stato un viaggio ovviamente difficile. Abbiamo attraversato la Turchia, campi profughi della Turchia, poi l'Iraq e poi la Siria. La Siria in una zona particolare, nell'unica agibile, cioè il Rojava, perché quando si parla di Siria, in Siria oggi si può entrare grazie dove si può entrare soltanto dove ci sono le autonomie regionali curde che si sono appunto auto-organizzate in questa zona e che
sono poi quelle che combattono più fermamente e in maniera più diretta l'ISIS con le milizie popolari che hanno realizzato, eccetera. E, quindi questo è il giro che abbiamo fatto. Ovviamente noi siamo andate con questo tipo di missione, certo, ripeto, eravamo tra l'altro tutte donne, 13 donne, quindi non passavamo esattamente inosservate. E quindi abbiamo fatto questo lavoro in particolare, però ovviamente la situazione dei profughi non è soltanto, abbiamo visto non soltanto donne, abbiamo visto tantissimi bambini, perché poi questa è la realtà di questi campi, abbiamo visto la situazione in cui vivono. E devo dire che rispetto a quello che abbiamo visto noi in marzo, ed eravamo già un bel po' sconvolte anche dai racconti, perché poi ovviamente i campi dove siamo state più tempo sono quelle dove erano presenti soprattutto le donne yazide, che sono quelle che sono state oggetto, credo, dei trattamenti peggiori da parte appunto delle milizie d'ISIS, che sono poi state salvate in realtà soltanto dall'esercito popolare, dalla JPG, che ha consentito loro di scappare dal Sinjar. Ma questa è la situazione che abbiamo visto, ma la situazione probabilmente oggi è anche peggio, devo dire. È anche peggio perché è aggravata dal conflitto che oramai è ovunque, ma è aggravata anche, credo, da determinate politiche che vengono fatte, perché io lo dico perché mi pare quella più significativa in questo momento, è la politica che sta facendo la Turchia, Erdogan, nei confronti dei curdi, e il continuo bombardamento che sta facendo non nei confronti di ISIS, non nei confronti delle milizie degli islamisti, ma invece nei confronti dei curdi. Era ben per quello che dicevo, cerchiamo di capire chi combatte chi, perché all'interno della Siria Erdogan sicuramente sta combattendo apertamente i curdi, e i curdi all'interno nel Rojava ovviamente, e all'interno della Turchia, tra l'altro, e dell'Iraq, li sta bombardando in maniera sistematica. Tra l'altro c'è da dire, ecco, questa è l'unica cosa che mi preme sottolineare, è questa, che rispetto al passato i curdi hanno, correggimi se sbaglio, però hanno assunto un nuovo modo anche di presentare la loro proposta politica, che non è neanche più quella della richiesta di uno Stato nazionale loro curdo, ma è invece quella di un'autonomia amministrativa, di un'autoamministrazione che tra l'altro ha delle caratteristiche incredibili nel Medio Oriente, se ci pensate un attimo, perché hanno dei livelli di democrazia altissimi, ma veramente altissimi, cioè di tipo assembleare, di tipo di decisionalità dal basso, eccetera, ma non solo hanno un rispetto delle donne che noi non vediamo neanche dipinto, cioè ogni istituzione ha un sindaco e una sindaca, ha un vice sindaco e una vice sindaca, ha un rapporto parità, c'è tanto da imparare, c'è tantissimo da imparare, e ovviamente questo non sta bene a Erdogan, non sta bene credo neanche a molti altri, sicuramente, e questa è un'esperienza. Il fatto che adesso anche in Turchia si stiano dichiarando in alcune città, soprattutto a prevalente popolazione curda, autonomie amministrative, stanno cercando in qualche maniera di fare propria anche questa esperienza, fa sì che la Turchia abbia una reazione incredibile. Hanno assediato città per 10 giorni, hanno ammazzato donne e bambini, hanno bombardato, hanno fatto di tutto, credo a livello di danni sicuramente, come sempre, sulla popolazione civile molto pesanti. Certo. Mi permetto solo di concludere. Io lo dico, non sono una politologa, non mi interessa che cosa pensa la Russia, che cosa pensa Obama, che cosa pensa la Francia, non sono capace di fare questi ragionamenti, non mi piace parlare a sproposito. L'unica cosa di cui io sono assolutamente convinta è che le bombe e i bombardamenti sulla popolazione civile non sono mai una soluzione a niente, anzi sono l'origine di quello che è avvenuto in Siria,
della creazione dell'ISIS, del loro armamento e di quello che stanno subendo quelle popolazioni in quella zona. Certo, certo, tra l'altro appunto le bombe sui civili, le vittime civili dall'inizio della guerra sono quasi 80.000, 12.000 i minorenni uccisi, ma sono sempre numeri molto, molto parziali, perché la conta è difficile, è difficile. Parlavamo dei campi profughi, Scholz. In Turchia si stima 1.800.000 profughi, 1.200.000 in Libano, 630.000 in Giordania, 250.000 in Iraq, 133.000 in Egitto, adesso una parte stanno arrivando anche qua. La soluzione militare che si sta scegliendo, che si è scelta in questo periodo, ha iniziato Hollande, Putin, è una soluzione? No, assolutamente. Innanzitutto io volevo dire che i telespettatori di TV7 conosceranno e sapranno, perché 3 anni fa io ero ospite, gentilmente mi avevano invitato a varie trasmissioni in questo teleschermo, e parlammo allora della faccenda della Siria, che era appena cominciata. E tutto è nato da una protesta pacifica contro il dittatore Assad, e poi si è protratto e abbiamo visto quello che è successo. Purtroppo hanno lasciato proprio marcire la situazione siriana, perché con tutte le conferenze che sono state fatte, Ginevra 1, Ginevra 2, e la partecipazione di molti paesi che non c'entravano niente assolutamente con la Siria, e hanno partecipato, perché un paese come l'Iran, che all'inizio del conflitto ha cercato di buttare benzina sul fuoco, e quello che è riuscito anche a farlo, a nome del sciismo, perché sappiamo che la famiglia di Assad appartiene agli Alawiti, che è diciamo, un ramo del sciismo. Perciò, nome di questo, in pratica hanno difeso il regime di Assad. Inizialmente non era nato neanche l'ISIS, perché l'ISIS è nato molto dopo, ma quando sono nati altre organizzazioni come Jabhat al-Nusra, noi abbiamo cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica e dire: guardate, meglio dialogare con l'opposizione, anche se non è molto aggregata, perché un domani non potete dialogare con un'organizzazione come Jabhat al-Nusra, che veramente erano dei gruppi terroristi e facevano di tutto e di più. E non è stato fatto assolutamente niente, anzi lì la Turchia, in chiave di anti-Assad, ha cercato di aiutare tutte le formazioni terroristiche che mano a mano venivano a nascere in Siria, e l'Arabia Saudita, per far le scarpe all'Iran, perché sappiamo che c'è una guerra spietata tra questi paesi per la leadership del Medio Oriente, che tutto passa sulla pelle della povera gente, perciò il discorso della Siria è stata proprio lasciata a marcire. In questo momento il discorso di Putin e dei bombardamenti, oggi io leggevo un giornale siriano che intitolava i russi dal cielo, i siriani dalla terra, è un'equazione vincente. Certo, il dito è puntato, gli Stati Uniti hanno puntato il dito sulle operazioni, il discorso poi tutte le non bombardano l'IS, ma bombardano tutte le frazioni che sono coinvolti nella faccenda siriana in questo momento. È molto difficile, perché sono paesi come l'Iran da una parte, Hezbollah dall'altra, e c'è l'Arabia Saudita che ha sempre un piede in 2 staffe, perché poi non si capisce mai: da una parte aiuta l'ISIS, dall'altra aiuta anche certe organizzazioni che sono oppositori di Assad all'interno della Siria e che non sono legati anche all'ISIS. Cioè sono paesi che non è facile. Io non riesco a capire perché, per esempio, Putin ha proprio colto l'occasione, perché sapendo che gli Stati Uniti hanno problemi economici enormi, l'Europa è completamente occupato con la questione dei profughi, perché come in Europa non esistessero altri problemi. Non c'è neanche il coordinamento all'interno dell'Europa. dell'Europa. Sì, ma al di là di quello, quello purtroppo, il fatto unione è solo di nome, di fatto purtroppo non esiste, e perciò Putin ha proprio preso la palla in balzo e ha cercato di essere presente, perché è l'unico amico che le rimane
alla Russia federale è Assad, perché nel porto di Latakia, che fra l'altro i giornali non ne hanno parlato, che è un porto, in pratica la maggioranza della popolazione di questa cittadina erano sunniti, sono stati deportati e importati gli aleviti legati ad Assad. Perciò adesso Putin rischia anche di creare altri gruppetti per poter contrastare anche le basi che ci sono là e che da lì partono ieri, e che poi i bombardamenti questi 2 giorni, che loro dicono che hanno colpito ISIS, perché poi è un anno che la coalizione, sono 20 paesi che bombardano l'ISIS, ma l'ISIS diventa sempre più forte, e l'unica forza da terra che combatte l'ISIS sono i curdi, e che sono riusciti veramente a liberare 20.000 km quadrati dall'ISIS, e tutti i giorni, nonostante la brutalità che questi dall'ISIS compiono nei confronti di Peshmerga, proprio ieri hanno catturato 7 Peshmerga e sono stati barbaramente uccisi e sgozzati. Perciò il fatto è che tutta questa scena che viene messa, scenate che vengono messi proprio, secondo me, per occupare l'opinione pubblica, perché proprio per una soluzione non c'è, perché la soluzione bisogna che ci sia una coalizione internazionale, perché l'ONU è inesistente. Il Putin è andato a bombardare questi 2 giorni, ancora c'è il vertice dell'ONU a New York. La Francia l'ha fatto senza avere, cioè sono delle iniziative che sicuramente non saranno positive. Bruno Cesaro, allora il dito puntato contro la Russia, forse gli Stati Uniti hanno interesse che la Russia effettivamente resti, come dire, tra virgolette, attorcigliata al problema, forse è meglio dire impantanata. Beh, non mi pare che Putin sia particolarmente impantanato. Putin è un decisionista, che dopo faccia bene o male, questo qui è un discorso. Io non sono espertissimo dell'argomento, non ho viaggiato, non sono un giornalista curdo, per cui non è che posso conoscere tutto e il contrario di tutto. Io ritengo che rispetto a quello che ha detto Surme, no? Sì. Sono d'accordo che tutte queste azioni vengono fatte sempre e comunque poi sulla pelle dei poveri cristi, che magari non so se nei posti si possono definire cristi, ma insomma della povera gente che subisce una volta perché gli Stati Uniti armano questi liberatori, una volta perché Putin pensa che quelli armati dagli Stati Uniti si debbano eliminare. Poi chi paga sono sempre gli stessi. E quando si parlava di campi profughi, io non riesco a non ricordare a una delle più grandi efferatezze della storia umana nel 1982, quando nei campi di Sabra e Shatila morirono 3.000 persone, e lì c'erano coalizioni internazionali, lì c'erano i guardiani armati della democrazia che vigilavano su questa gente, eppure ne hanno uccisi 3.500, soprattutto donne, soprattutto bambini. Ecco. Per cui quando sento parlare di coalizioni, cioè a me mi perdonerà Surme, ma no, non ci credo, perché il mondo va avanti così. Cioè, il mondo si inventa, le grandi potenze si inventano dei nemici. Cioè, ricordiamoci che Sarkozy si è inventato Gheddafi, e ha voluto esportare la democrazia in Libia sulle ali dei cacciabombardieri Mirage, e abbiamo visto cosa è successo. E la stessa cosa è successa in Siria. Sicuramente il regime di Assad è sicuramente un regime autoritario, ma non mi si venga a dire che l'Arabia Saudita, che è il più grande alleato degli Stati Uniti nell'area, ha un regime democratico, ha un sistema democratico. Probabilmente sono 1000 volte peggio di Assad i principi che governano l'Arabia Saudita. E penso che anche Surme, che è esperto, molto più, cioè, io sono assolutamente profano, però che ritenga Assad, nonostante le sue efferatezze, cioè ovviamente in quei posti lì io penso che ci sia molta gente che ricorda Saddam Hussein come uno dei meno peggio, insomma, ecco, Sadat è un altro di quelli, però perlomeno si è sempre caratterizzato per la sua
laicità, a prescindere dal fatto che lui appartenga a qualche famiglia che riporta all'Iran piuttosto che a un'altra nazione, però è sempre stato un laico che ha sempre cercato di frenare questi estremismi e questi pericoli islamisti che adesso vediamo che ci stanno portando dei problemi, ma non tanto a noi come italiani. Io penso che a chi segue questa trasmissione interessino soprattutto i problemi diretti degli italiani, no? Stasera, prima di venire qui, ascoltavo un'intervista a mi sembrava fosse un prete, ma non lo so perché non ha molta dimestichezza, che diceva che nel mondo ci sono circa 800 milioni di persone che soffrono la fame, no? Ed è un dato aberrante, no? Però è anche abbastanza normale che a un italiano medio, come mi definisco io, un italiano non si possa prendere in carico tutti i problemi che investono il mondo. Il problema della Siria è un problema importante. Io mi ricordo, tanto per dire una sciocchezza, mi ricordo la giudice del Ponte svizzera, che quando gli Stati Uniti volevano in qualche modo defenestrare Assad, ma perché? Lo dice uno che non si intende tanto, ma mi sembra che Assad sia sempre stato un grande alleato della Russia, di Putin, per cui geopoliticamente gli Stati Uniti vogliono governare anche quel paese lì, no? Ecco, la del Ponte aveva detto: le armi chimiche sono state usate sicuramente nella guerra civile siriana, ma noi abbiamo le prove che sono state usate dai ribelli, che non era ISIS a quel tempo lì, erano ribelli. E in maniera assolutamente, dal mio punto di vista, concedetemi, bizzarra, no, cioè erano state usate dal regime di Assad, per cui vabbè, bombardiamo Assad, diamo le armi ai ribelli, che poi queste armi sono usate adesso dall'ISIS e lo sappiamo. Poi dovete dirmi anche un'altra cosa, io che non sono una grande mente, ma l'ISIS per finanziarsi vende il petrolio. Ma chi è che glielo fa vendere il petrolio? A chi è che lo vende sto petrolio qua? Non mi sì, chi lo compra? Chi glielo fa vendere? Cioè entra nei mercati internazionali, qualcuno lo comprerà sto petrolio, lo rivenderà sto petrolio. Cioè voglio dire, a me sembra che veramente ci aggrovigliamo noi, non Putin. Putin non si aggroviglia, Putin è un decisionista, stiamo vedendo le immagini a Putin non gliene frega niente di quello che dice Obama, di quello che dice Hollande. Putin fa quello che ritiene giusto fare, magari non sarà giusto in assoluto, però lui lo fa e non ascolta nessuno. Mi permetto solo non di correggere, ma forse sono io che non sono proprio informatissimo, le forze di terra che stanno combattendo l'ISIS adesso, sta cominciando anche l'Iran. L'Iran sta entrando con le forze di terra. Da tempo? È da tempo sì, voglio dire, ecco, no, perché mi pare di aver capito che erano solo i curdi perdonami, forse ho capito male io sicuramente, ma non è per... cioè, non vuol dire nulla, è encomiabile che questi combattano un sistema che io ritengo che, a prescindere che uno la guardi da destra o da sinistra, gente che taglia la testa alle donne, ai bambini, che stupra, che uccide, io penso che in qualche modo bisogna metterci un freno, no? Che dopo lo faccia Putin. Penso che a Putin interessi relativamente poco di tutta questa roba qua. A Putin interessa mantenere la sua leadership in questa parte del mondo. L'influenza ci sta riuscendo. Obama è il premio Nobel alla pace dato, e caspita, io ho chiesto se a mio figlio, che si è iscritto al prima liceo, danno anche a lui il premio Nobel della fisica, perché l'hanno dato ad Obama sulla fiducia, insomma è una cosa anche quella, cioè nessuno ne parla per questa sorta di deferenza oscena che abbiamo nei confronti dei padroni del mondo, no? Però bisognerebbe anche chiedere, ma sto Obama faccio un OT, si dice, no? Ecco, ma è possibile che Obama abbia ottenuto il premio Nobel per la pace e nessuno gli dica, ma per decenza restituiscilo, perché sarebbe cosa buona e giusta? Punto di domanda, poi ne riparleremo. Certo, sì, dopo magari qualcuno può... Professor Kasen, allora Putin ha gli interessi, ovviamente lui ha praticamente l'unica base navale alla fine nel territorio, appunto in Siria, e chiaramente ha un interesse geopolitico, militare, di mantenere un'influenza, una predominanza in Siria. Però effettivamente gli Stati Uniti, è proprio Obama che ha parlato recentemente, ha detto dobbiamo fermare l'ISIS, però pur avendo utilizzato negli ultimi anni i droni, è sempre stata una presenza un po' marginale. L'indipendenza l'autonomia petrolifera che hanno raggiunto gli Stati Uniti sta facendo sì che magari gli Stati Uniti si interessino un po' meno, no? Si sta un po' disimpegnando dall'area medio orientale. Intanto è importante che
quell'area sia divisa e che gli uni siano contro gli altri, perché questo è il fondamento del potere, divide et impera, non è difficile da capirlo. Che in una guerra ci sia un'altra guerra dove dentro c'è un'altra guerra ancora e fa parte di tutti i conflitti che abbiamo visto, anche i più recenti o i più antichi. E quindi capire esattamente, riuscire a sgrovigliare tutti i nodi di un conflitto di questo genere è impossibile. L'altro aspetto che manca in queste guerre è l'informazione. Io ricordo che all'epoca della guerra in Vietnam l'informazione era importantissima, addirittura si dà colpa al giornalismo e all'informazione il fatto che gli Stati Uniti avessero perso la guerra, perché si era creato un movimento contro la guerra negli Stati Uniti e quindi gli Stati Uniti, questa è una delle versioni, furono costretti a cedere poi alla fine e ricevettero una sconfitta. Quando ci fu una guerra in Iraq stettero molto attenti a che i giornalisti dicessero determinate cose ma non parlassero di altre. L'uso di bombe al fosforo era una cosa che si mormorava e sono state lanciate in Iraq, ma poi non se ne è parlato. Quindi è difficile giudicare dei conflitti dove non abbiamo certezza della notizia. Allora, che poi ci siano dei grossi interessi da parte degli Stati Uniti, da parte della Russia, e da parte poi di altri paesi nel Medio Oriente, non c'è dubbio. Ma a chi giova questo conflitto? Allora, stabilito che i francesi, mi pare, sono sempre sprovveduti quando incominciano a fare le guerre, a cominciare parliamo dell'ultima guerra mondiale, e abbiamo visto che la grande muraglia che avevano costruito non è servita praticamente a nulla, che la guerra in Libia hanno fatto soltanto danni, perché era meglio quando c'era Gheddafi, che adesso vanno all'attacco non si capisce di che, perché forse neanche loro lo sanno, sarà un sistema per spendere soldi, è un conflitto dove non c'è una logica, dove non ci sono degli interessi reali della popolazione, sono gli interessi delle grandi potenze. E gli interessi delle grandi potenze sopraffanno tutti quelli che sono i problemi della povera gente, della gente anche ricca, perché adesso sta uscendo dalla Siria la popolazione medio-alta, quindi stanno abbandonando il territorio i professionisti, quelli che hanno un censo elevato, che non sono più in grado di gestirsi nemmeno col denaro, perché ormai c'è la disfatta totale. Gli Stati Uniti cosa fanno? Io credo che in questo momento ho la precisa convinzione che gli Stati Uniti non sono in grado di gestire una guerra. Non hanno un esercito reale. L'abbiamo visto in Afghanistan, l'abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto in altre parti. Mandano soldati che reclutano i pompieri di New York, li strapagano e vanno a tenere banco sui vari fronti, eccetera. Non hanno più un esercito operativo se non un esercito d'aria, quindi i droni va bene, i bombardamenti vanno bene, ma poi non riescono a conquistare e mantenere il territorio, e in questo senso hanno bisogno invece di altre nazioni, perché qui sono deficitari. L'altro aspetto, perché in America sono troppo ricchi per andare a fare la guerra, quindi devono fare la guerra i più poveri. Dall'altra parte abbiamo Putin che ha un suo interesse, che è interesse di sempre, l'isolamento della Russia da un punto di vista strategico navale. L'abbiamo visto con la questione dell'Ucraina, certo. l'abbiamo visto con oggi si è tenuto l'incontro a Parigi tra la Merkel, Putin e Hollande e il presidente ucraino Poroshenko. Il tema doveva essere l'Ucraina, ma Mogherini non c'era. Non c'era. Ma fatalità. Doveva essere l'Ucraina, però chiaramente sul tavolo ci sarà stato sicuramente anche quindi questo interesse di avere uno sbocco sul mare Mediterraneo, comunque uno sbocco sull'oceano che non sia il Pacifico, che non sia il mare del Nord oppure il Baltico, che sono mari chiusi, quindi difficilmente gestibili,
C'è bisogno e quindi devono mantenere questa cosa. Quanto importante in questo momento è la Siria per le grandi potenze, non per i siriani. E questo è il punto. E allora i siriani se ne vanno. E il problema finisce sulla schiena dell'Europa. È giusto che sia così. Ma non giusto perché il problema dei migranti. Stiamo distruggendo una nazione, l'Europa è inerte, Putin è interessato solo a un determinato aspetto della questione, gli Stati Uniti sono interessati a un altro aspetto della questione. Ma quello che mi domando, tutta questa cosa che viene gestita dall'Arabia Saudita, a cominciare dalla incursione a New York delle 2 torri, che erano 14 sauditi che guidavano gli aerei, come mai poi gli Stati Uniti sono andati in Afghanistan, in Iraq? No, ma avevano intenzione in Arabia, hanno sbagliato le coordinate, hanno detto dove andiamo a bombardare, vogliono andare in Arabia e sono andati in Afghanistan. Incredibile, è incredibile. Ecco, sono inciampati, hanno superato. Allora non si capisce tutta questa questione. Cioè, restiamo sbigottiti perché ci manca l'informazione. C'è una tale congerie di supposizioni, di certezze che ci danno i giornali, che vengono, dopo 2 ore vengono smentiti regolarmente, no? Quindi abbiamo un giornalismo che non funziona, perlomeno avessero la coscienza di dire non ne capiamo nulla, cerchiamo di spiegarvelo, ma scusate, non abbiamo l'informazione. Mi permetto di dire solo quello che diceva il professore dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è nominata 3-4 giorni fa come presidente per i diritti umani dall'ONU. Esatto. Cioè, questo è proprio al massimo, c'è un ragazzo di 17 anni sta attendendo di essere impiccata e crocefissa fuori, e questa è l'Arabia Saudita, che è partner fedele all'Occidente e agli Stati Uniti. Scusami, per eccellenza. Questa, se mi concedi un appunto sull'appunto, non è l'Arabia Saudita, è l'ONU questo. È ancora peggio, perché se l'ONU propone una cosa del genere vuol dire che l'ONU ha perso se aveva un minimo di credibilità. L'ONU è da molto tempo che ha perso. Infatti la Mogherini è in lista per fare la nuova segretaria generale dell'ONU, per cui un ente inutile metteranno lì una persona inutile. Insomma. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, rientriamo subito, tra poco, dopo la pubblicità, torniamo, TV7 Match.